Olimpiadi invernali 2026, il CONI ufficializza la candidatura italiana con Milano Cortina. Zaia felicissimi, ora avanti tutta per convincere il CIO. Giovedì a Venezia la prima riunione operativa. Principio di incendio al Teatro La Fenice a Venezia, 2 intossicati, 3 vigili del fuoco. Fortunatamente non risultano danni alla struttura. Inevitabile il pensiero dei residenti al rogo di 22 anni fa. Dopo il massacro di Villorba con un morto, 7 feriti a coltellate, il timore di una vendetta del gruppo moldavo assalito, convocata d'urgenza un comitato di sicurezza in prefettura a Treviso. 2 giovani vittime in poche ore sulle strade venete, un 21enne padovano finisce con l'auto in un canale, un 18enne veneziano perde la vita in scooter. Avevamo bevuto, così si sono giustificati gli studenti di Belle Arti identificati come gli autori dell'imbrattamento del Leoncino di San Marco. La città invoca una pena esemplare per loro. Crollo del ponte Morandi, quello del professor Enzo Siviero non è più una voce isolata, si allarga il fronte dei sostenitori del complotto, le parole di un esperto ingegnere veneziano. Soldato americano trovato morto alla caserma Ederle di Vicenza, è giallo sulle cause del decesso del militare, disposta l'autopsia. Inaugurato oggi all'ospedale di Treviso il terzo acceleratore lineare in radioterapia per rafforzare il livello tecnologico e quantitativo delle terapie radiologiche anticancro, nuova vita anche per l'eliporto del nosocomio. E buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto, avete sentito dunque c'è la svolta e l'ufficialità, la candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026 è Cortina Milano, lo rende noto oggi il governatore Luca Zaia. Notizia la dedichiamo a quei 2 o 3 lazzaroni che abbiamo trovato strada facendo, che dicevano che era tutta un'invenzione quella della candidatura di Cortina. Prendano atto che in Argentina Malagò ci va con la candidatura al congresso del CIO, ci va con la candidatura Cortina Milano. Olimpiadi 2026, il CONI ha deciso, la candidatura italiana sarà rappresentata da Cortina e Milano. Un progetto innovativo, ha scritto il presidente del CONI Giovanni Malagò nella lettera al Comitato Olimpico Internazionale che ufficializza la candidatura, che includerà non solo le 2 città ma anche le rispettive regioni, Veneto e Lombardia, entrambe pronte a sostenere l'offerta e fornire le garanzie. A noi è stato dedicato tutto lo sci alpino, il curling e poi ovviamente abbiamo anche tutto quello che riguarda il bob, lo slittino e lo scheletro. Quindi direi a pieno titolo le Dolomiti nelle Olimpiadi. Mercoledì 3 a Buenos Aires dunque il CONI presenterà la candidatura a 2 con buona pace per la sindaca Appendino, che continua ad attaccare il CONI e a sottolineare come la scelta della sola Torino sarebbe stata migliore. Intanto giovedì 4 Veneto e Lombardia partono con il primo incontro a Venezia. Ci confrontiamo con Stoccolma, vi ricordo, con Erzurum in Turchia e con Calgary in Canada, quindi siamo rimasti in 4, direi che ce la possiamo giocare. Tutta aperta la partita dei finanziamenti, se lo Stato si smarca l'occhio è sui privati. Voglio anche ricordare che CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, ci dà 980 milioni di euro per le Olimpiadi e quindi come potevamo rinunciare a 980 milioni se non altro per il fatto che non avevamo subito disponibili 3 o 400 milioni. Un privato non avrebbe mai fatto questa rinuncia e noi ci siamo mossi da privati a questo punto. Ottimista anche il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Sono abbastanza convinto che il governo sosterrà questa candidatura, che è una candidatura comunque italiana, una candidatura importante, è una candidatura forte che servirà e serve per il Paese non solamente in termini di immagine ma soprattutto in termini appunto di sviluppo. In tutto questo devo dire che comunque l'imprenditoria veneta e l'imprenditoria lombarda sicuramente hanno le spalle larghe per poter sostenere questo tipo di evento internazionale. E poi la gran paura questa mattina a Venezia, ancora fiamme al teatro La Fenice, ci sono 2 vigili del fuoco intossicati, immancabile, la memoria va 22 anni fa. Calle invase dalle dense nubi di fumo con la paura e l'incubo che La Fenice bruciasse come 22 anni fa. È chiaro che ho pensato a quello. Tutti pensiamo a quello. Io ho visto quando sono arrivato qui la faccia delle persone che si sono assemblate davanti, degli stessi lavoratori. È una cosa quella che è un incubo che è ancora molto, molto vivo nel cuore di tutti i lavoratori della Fenice e dei veneziani. Ancora fiamme al Teatro La Fenice questa mattina verso le 9, quando l'incendio si è sviluppato in un locale tecnico dove sono installati i gruppi di continuità.
È stata una cosa tutta di natura elettrica, tra una batteria e questo quadro che c'è lì. Una stanza blindata posta davanti alla guardiania del teatro, dove possono entrare solo i tecnici preposti, principio di incendio domato nell'arco di una ventina di minuti. E subito sul posto naturalmente gli uomini delle forze dell'ordine con i vigili del fuoco, 2 squadre arrivate con 12 uomini, dei quali 2 rimasti intossicati dal fumo, per questo ricoverati all'ospedale civile di Venezia. Il palazzo, l'intero teatro fatto evacuare interamente, così anche per gli uffici amministrativi, chiuso anche sul retro l'ingresso del teatro, teatro che non si sa se domani sarà attivo, operativo anche per la rappresentazione musicale. Abbiamo fermato tutto adesso perché vogliamo proprio essere certi che tutto sia in sicurezza fino all'ultimo dettaglio. E fortuna ha voluto che i 6 vigili del fuoco rimasti intossicati, rispettivamente di 37 e 48 anni, dopo i controlli di rito e le vie respiratorie agli occhi, siano già stati dimessi dall'ospedale. In teatro, al momento del propagarsi delle fiamme, non c'era alcuna rappresentazione. Perché al di là del fatto oggettivo che determina il problema, come il fuoco in questo caso, c'è il problema del panico, che quando hai magari 1000 persone in teatro è tutto più difficile da governare, quindi in questo senso siamo stati fortunati. Fenice ora chiusa anche per le visite guidate, con le prove per le rappresentazioni in corso in altra sede. Stiamo facendo le prove della semiramide, le prove di regia le stiamo facendo al Malibran, lì naturalmente il lavoro continua, quindi la macchina della Fenice non si ferma mai. Dicevamo dunque, quando si dice fiamme alla Fenice, l'incubo torna 22 anni fa, vediamolo negli occhi e nelle parole dei veneziani. Le immagini sono andate subito ai ricordi al 96? Sì, assolutamente. Noi quell'anno l'abbiamo vissuta malissimo perché avevamo proprio gli idranti che colavano acqua sulle vetrine, non potevamo venire e vedere cosa stava succedendo e è stata immediata il collegamento con quello che era successo quella volta. Veneziani turisti, vedendo le calli invase dal fumo, hanno subito ricordato il grave incendio che distrusse il teatro il 29 gennaio del 1996. Sembrava a un certo punto ci fosse qualcosa di importante perché abbiamo visto improvvisamente arrivare tutti i vigili del fuoco, evacuare il teatro, quindi ci siamo un attimino spaventati, ma per fortuna nulla di grave, dai. Però è venuto in mente a tutti quanti quel incidente incredibile del 96, certo. In me è un ricordo che è subito arrivato alla mente, perché sono passati 22 anni e per la città ma per il mondo intero il ricordo ancora vivo, per cui grande allarme, anche se da quello che ho capito è tutto rientrato. Fortunatamente, se oggi non ci sono stati feriti gravi nell'incendio, non risultano danni alla struttura, con la Fenice chiusa immediato l'assembramento di persone che volesse capirne la ragione. È proprio che c'è stato l'incendio, quindi sicuramente è chiuso. Bene. E non so... Così lavoriamo a Venezia. Succede. Le porto indietro e le porto domani allora? Non so se domani sia aperto. Tra lavoratori, curiosi e gente in procinto di acquistare i biglietti per la serata di giovedì. Perché avevo cercato online e per domani era già tutto esaurito, allora ho detto vado direttamente. Ho visto che era aperto dalle 10 alle 5 e invece adesso che ho visto queste cose qua, ho detto, siccome ho sentito i vigili del fuoco stamattina sotto casa mia partire, ho detto cosa sarà successo mai. A diramare dubbi e fornire spiegazioni lo stesso personale del teatro in veste di steward. Stiamo cercando di gestire le persone che arrivano ovviamente ancora disinformate, anche se la notizia sta girando, però chi aveva prenotato la visita e quindi cerchiamo di dare un minimo di idea di cosa possono fare, come muoversi per anche magari eventualmente fare il rimborso o eventualmente tornare più avanti. E ora a Treviso invece in questo weekend una storia che ha dell'incredibile, l'addio al celibato troppo rumoroso e finisce in un massacro, un morto, ci sono 7 feriti, uno di questi ancora in gravi condizioni. Omicidio volontario, tentato omicidio, i campi di imputazione per gli autori di quello che è stato definito appunto il massacro di Villorba in queste ore e adesso è in corso un summit convocato in prefettura per affrontare questo problema e il rischio che ci sia una vendetta. Io penso che
non so che cosa si meritano quelle persone che abbiano fatto una cosa del genere, ma meritano la cosa peggiore che esista al mondo, non proprio per... però non c'è giustificazione per una cosa del genere. Avete visto i suoi genitori, suo fratello l'ha visto morire, io non saprei cosa fare vedendo mia sorella o qualcuno della mia famiglia morire. Ora il pericolo è la vendetta, che si inneschi la ritorsione per quella morte assurda, tragico epilogo di una serata iniziata con l'allegria di un addio al celibato. Forse qualche bicchiere di troppo da una parte, dall'altra lo sballo della cocaina hanno innescato una vera e propria mattanza tra i condomini di Largo Molino a Fontane di Villorba. Ancora oggi, a distanza di 2 giorni da quel tragico sabato sera, ci sono le scie di sangue coperte dalla sabbia, le macchie sull'asfalto che portano alla piccola siepe di Lumini dove Igor, 20 anni, un futuro da elettricista, ha cessato di vivere. Sangue ovunque, il risultato di quella follia omicida armata da un coltello da cucina da 20 centimetri nelle mani di un 30enne rumeno, scattata all'ennesimo apprezzamento pesante nei confronti della fidanzata Tatiana e supportata dal coetaneo e coinquilino albanese. Oltre alla morte di Igor sono 7 le persone finite al Cafoncello, tra questi gravissimi lo sposo e un suo amico, ma anche i 2 aggressori e la fidanzata del rumeno, accoltellata a sua volta mentre tentava di fermarlo. Ancora critiche le condizioni dei 2 giovani moldavi. Uno ancora siamo ancora in una condizione che non possiamo esprimerci perché chiaramente la situazione è ancora critica. L'altra persona invece sta migliorando, decisamente migliorando, che è in quarta chirurgia e credo che anche in breve tempo riusciremo anche a dimetterlo. Fermati in attesa della convalida dell'arresto i 2 autori dell'aggressione. Per uno c'è un'accusa di omicidio, per tutti e 2 tentato omicidio nei confronti di un'altra persona, quindi solo uno per l'omicidio del ragazzo, quello che è deceduto, e per l'altro che è rimasto gravemente ferito invece abbiamo l'ipotesi è quella di tentato omicidio. Ora sia i residenti che le forze dell'ordine temono la ritorsione per una faida da bloccare sin sul nascere, in un borgo dove è massiccia e costantemente in movimento la presenza dall'est Europa. L'area più monitorata del territorio comunale, un po' proprio perché spesso cambiano residenze e quindi comunque i vigili fanno controlli costanti. Pensate, negli ultimi 2 anni ci sono stati solo in quell'area 44 accessi della polizia locale presso le abitazioni. Un anziano di 80 anni, Paolino Furini, di Fratta Polesine nel Rodigino, è morto per le complicazioni sorte dopo aver contratto il virus West Nile. Si tratta della 5ª vittima in provincia di Rovigo e della 15ª in Veneto dall'inizio del contagio. Ricoverato nel reparto di geriatria dell'ospedale di Rovigo da metà agosto, era affetto da gravi patologie cardiache e altre problematiche cronico-degenerative che hanno portato alla compromissione del sistema immunitario. E ora la vicenda, anche questa dell'incredibile, dell'imbrattamento del leoncino a San Marco. Ebbene, una sorta di nemesi, gli autori sono 2 studenti universitari di storia dell'arte, ora la città è furiosa con loro, sarebbe frutto di una serata alcolica questa bravata. Una ragazzata compiuta dopo una serata passata a bere in compagnia. Così si sono giustificati i 3 studenti dell'Accademia di Belle Arti che nella notte tra venerdì e sabato hanno imbrattato con la vernice rossa uno dei leoncini dell'omonima piazzetta a lato della Basilica di San Marco. A fare i loro nomi una 4ª persona, studentessa di Ca' Foscari, che domenica pomeriggio si è presentata come testimone alla caserma dei Carabinieri di San Zaccaria raccontando l'accaduto e prendendo le distanze dai compagni di bevute. 2 giovani di Brescia e Perugia e una ragazza di Trento. Tutti hanno tra i 20 e i 22 anni. I 4 sono stati denunciati per imbrattamento o deturpamento aggravato di cose altrui. Rischiano fino a 1 anno di prigione e 3.000 euro di multa. Le singole responsabilità saranno accertate dopo il confronto tra le versioni dei fatti fornite dai ragazzi e l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. La presidente dell'Accademia di Belle Arti, Luana Zanella, ha inoltre annunciato che l'istituto sta valutando sanzioni disciplinari. L'atto vandalico sui leoncini non sarebbe stata l'unica prodezza compiuta dal gruppo nel corso della folle nottata, come mostrano le immagini diffuse dal profilo Facebook del sindaco Luigi Brugnaro. Non cerchiamo vendetta, ha commentato il primo cittadino, ma chiediamo che provvedano a pulire davanti a tutti come risarcimento per un comportamento ingiustificabile. Duro anche il governatore veneto Luca Zaia, che non vuole sentir parlare di ragazzata. Ragazzata? Lo so, bambini di 5 anni, 6 anni, quanti anni hanno? Meritano una punizione severa, sostiene Zaia, che sia al massimo consentito dalla legge. Io so che adesso poi farò venire il brivido a qualcuno, però questi qua devono ringraziare Dio che non esiste più la Repubblica Veneta e i piombi. Cioè non si va a imbrattare i leoni a San Marco con la vernice, è una roba schifosa e scandalosa, punto.
o qualsiasi altra opera d'arte nel nostro meraviglioso Veneto e paese. Ora torniamo alla cronaca, il tragico incidente stradale la scorsa notte a Cartura, a perdere la vita un giovane. La sua automobile è uscita di strada, rovesciandosi all'interno del canale Paltana in via Pozze a Cartura. A perdere la vita un automobilista di 21 anni residente in paese e di origini ucraine. I vigili del fuoco di Padova e Abano con i sommozzatori di Venezia hanno imbragato e recuperato con l'autogru la Volkswagen con all'interno il giovane che era morto nell'impatto, come constatato dai sanitari del SUEM 118. I sommozzatori hanno scandagliato il canale per escludere la presenza di altre persone all'interno dell'auto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente dell'automobilista che stava tornando a casa dal lavoro. E un tragico incidente ieri sera, anche poco prima di mezzanotte, a Sottomarina, ha perso la vita un 18enne in sella al suo scooter. Adesso torniamo a parlare del crollo del ponte Morandi di Genova, quello dell'ingegnere universitario. Ricorderete, Enzo Siviero, padovano, non è più una voce isolata, si allarga il fronte dei sostenitori del fatto che sia stato un complotto. È un mese che non dormo perché sono preoccupatissimo di questa situazione. Dopo le dichiarazioni shock del professor Enzo Siviero, già docente allo IUAV, si allarga a Venezia il fronte di quanti sostengono la tesi che il ponte Morandi di Genova sia stato abbattuto in maniera intenzionale attraverso l'uso di esplosivi. Secondo me è successa una demolizione voluta. L'ingegner Vito Segantini ha passato le ultime settimane a studiare tutti i documenti disponibili sul crollo del manufatto ed è arrivato alle stesse conclusioni del collega, sintetizzate in una relazione in 12 punti che solleva una pesante mole di interrogativi. Dai filmati disponibili si possono notare forti bagliori prima della caduta del pilone a impalcato già caduto. E le testimonianze che vengono riferite anche televisive affermano che ci sono stati forti tuoni in quel momento lì. Quindi sarebbe bene accertare se c'è stato dell'esplosivo o meno, magari con una perizia chimica sui resti del ponte. La Procura di Genova, titolare dell'inchiesta, ha bollato la tesi dell'attentato come delirante. Sulla base degli elementi da noi raccolti non ci sono evidenze di esplosioni, ribadiscono, né sono state trovate tracce di acetilene o altre sostanze che possano supportare queste fantasie. Dichiarazioni che non sono bastate a tranquillizzare Segantini. La successione degli eventi, dai filmati che sono disponibili, cambia in base ai vari filmati. Ad esempio, anche un ultimo filmato che è stato prodotto dalla Polizia o dalla Procura mostra il traffico fluente su questo ponte e poi si annebbia improvvisamente il filmato proprio nel punto quando noi dobbiamo vedere. In più si sovrappone un filmato precedente in cui il famoso camion della Basco è in due posizioni diverse nel medesimo istante. Delle due l'una, o un filmato è stato modificato oppure c'è qualcosa che noi non possiamo capire. Ed è mistero a Vicenza per la morte di un soldato americano alla caserma Ederle. Il magistrato ha disposto l'esame autoptico per chiarire le cause della misteriosa morte del soldato americano di 24 anni trovato la scorsa notte senza vita all'interno della caserma Ederle di Vicenza. Dalle prime indiscrezioni pare che il militare abbia accusato un malore mentre stava nella sua camera. È scattato subito l'allarme al 118, i sanitari hanno tentato il tutto per tutto cercando di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Al momento l'ipotesi più plausibile è dunque quella di un arresto cardiocircolatorio, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte della morte del soldato. Intanto sono attesi nelle prossime ore i familiari del 24enne avvertiti dalle autorità della base USA. Ci fermiamo per pochi istanti e poi tra poco altre novità, vi aspettiamo. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto. Questa mattina a Padova la firma fondamentale, nuovi finanziamenti in agricoltura. Crédit Agricole Friuladria si è aggiudicata fino al 2023 il servizio di tesoreria di Avepa, l'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. La firma della nuova convenzione è avvenuta a Padova. È la conferma di un rapporto avviato nel 2009. Nel solo 2017 i contributi erogati da Avepa attraverso Crédit Agricole Friuladria ammontano ad oltre 600 milioni di euro. In un decennio la banca ha erogato per conto di Avepa circa 6 miliardi di euro di contributi in agricoltura. In questi 10 anni noi siamo i primi in Italia per pagamenti alle imprese agricole, 120.000 imprese che hanno negli ultimi 2 anni
richiesto 27.000 domande su 70 bandi circa e abbiamo dimostrato che noi paghiamo le nostre imprese agricole in 45 giorni di tempo, quindi sicuramente un tempo che sfido qualsiasi amministrazione pubblica di averlo. Le linee guida delle strategie future, ha chiarito il direttore generale di Crédit Agricole Friuladria Carlo Piana, sono il biologico, le filiere e la consulenza evoluta. Il biologico è un filone che sta prendendo piede anche al di là delle aspettative che forse gli operatori avevano. Per quanto riguarda invece le filiere è un approccio che il Crédit Agricole mantiene da sempre, perché occorre conoscere il prodotto da quando viene prodotto appunto a quando arriva sulla tavola dei consumatori. L'ultimo punto, che è quello su cui stiamo investendo di più, è quello di portare il globale al locale, cioè di portare di fronte al nostro cliente la competenza di un gruppo che è uno dei 10 più grandi al mondo e che è nato con l'agricoltura. Attraverso un sistema esperto si ha quindi la possibilità di testare subito la sostenibilità e la finanziabilità del proprio progetto. Le modalità del sistema messo a punto in Veneto sono diventate un esempio in Italia. E ora al Cafoncello Treviso la doppia inaugurazione di questa mattina con il governatore del Veneto Luca Zaia. Il terzo acceleratore lineare per la radioterapia da una parte e il nuovo eliporto dell'ospedale dall'altra. Al Cafoncello un doppio taglio del nastro, perché se la nuova cittadella della salute inizia a prendere corpo, l'attuale ospedale viene comunque mantenuto efficiente. L'acquisto del terzo macchinario per la radioterapia era ormai essenziale. 1.800.000 euro il costo. Consentirà di aumentare del 50% i trattamenti quotidiani sui malati oncologici, 1.800 i pazienti, che permetterà di trattare in un anno. La nuova attrezzatura è destinata in particolare alla cura dei tumori che richiedono alta precisione, come quelli alla testa. Giornata importante perché l'acceleratore lineare, come è stato detto abbondantemente oggi, è veramente un problema, era diventato un problema per i pazienti che dovevano spostarsi a Belluno e quindi creare una serie di difficoltà alla gente. Oggi con questo acceleratore riusciremo a dare risposta a tutti i pazienti, addirittura con l'eccellenza di questo acceleratore daremo risposte mirate anche a tumori importanti che sono quelli cerebrali oppure quelli polmonari, quindi veramente un salto di qualità. Dismessa la vecchia elisuperficie del Cafoncello, è operativo il nuovo eliporto, il secondo eliporto ospedaliero in Italia dopo quello di Campoformido in Friuli. Nel 2017 sono stati ben 546 gli interventi dell'elisoccorso del SUEM 118 nella Marca e nelle province limitrofe, con un aumento già palpabile quest'anno. Abilitato al volo notturno, l'eliporto sorge a ridosso della tangenziale ed è strettamente collegato con la nuova sede del SUEM che sarà a breve inaugurata. SUEM a cui in mattinata è stata consegnata anche una nuova automedica. L'eliporto è la prima opera realizzata nella nuova cittadella della salute. Si comincia a vedere insomma qualcosa. Si comincia a vedere, spostando l'elisoccorso iniziano i lavori chiaramente importanti di 600 posti letto. Allora, c'è l'attualità come sempre su Antena 3 in prima serata con 20:10, questa sera parleremo di pensioni, quindi quota 100, cosa è stato appena annunciato, non ancora ufficializzato, insomma, aspettiamo il testo definitivo per quanto concerne il DEF. Paolino Barbiero, segretario dello SPCGL di Treviso, pensionati, e Vendemiano Sartoro, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Poi prima serata alle 21:15 con Ring abolita la povertà, il titolo prendendo spunto dalle parole del vice premier Di Maio. Parleremo un po' di tutto questo. In studio ci saranno l'onorevole Roberto Caon di Forza Italia, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, in collegamento da Trieste Francesco Russo del Partito Democratico. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Torna ad essere asciutto e stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 2 ottobre. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto al mattino, ma in genere senza fenomeni degni di nota. Ampio soleggiamento invece col passare delle ore. Temperature stazionarie con minime comprese tra 7 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 16 e 19 gradi circa.
Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, al mattino il cielo sarà molto nuvoloso e non si escludono dei residui piovaschi sulle province orientali della nostra regione. Andrà meglio dal pomeriggio con ampio soleggiamento ovunque. Temperature sostanzialmente stazionarie con minime tra 8 e 9 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 7 gradi. Le massime invece si attesteranno intorno ai 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.